Location perfetta al lago di Como, apprezzamento del territorio, dello splendido territorio e dell'enogastronomia, e per questo arriviamo all'interno del Falchetto, nome rappresentativo di un animale che si vede spesso in loco e di un luogo in cui si concentra l'apprezzamento dell'enogastronomia e non solo la ricettività portata all'ennesima potenza. Tutto questo è il Falchetto. Fabrizio, uno dei titolari, insieme a Giorgio e insieme a Mario, un'esperienza che nasce da cosa e soprattutto che cosa vuole dare? Ci piace la cucina, ci piace la bella cucina, la buona cucina, e quindi l'ambiente è bellissimo, 40.000 metri di bosco intorno, cinghiali, cerbiati, c'è tutto. Insomma, c'è un po' di tutto per poter gustare e per poter dormire svegliandosi la mattina con il lago di Como che, diciamo, dà questa meraviglia della natura a portata di mano. Primariamente la location, come già detto, è stupenda, di conseguenza che fa da contorno al Falchetto, madre natura ci ha regalato queste montagne e questo lago, di conseguenza noi ci auguriamo di poter offrire alla nostra clientela una buona cucina che ben si coniuga poi con le nostre camere, di conseguenza dare un certo tipo di servizio completo. Che cosa andiamo a presentare? Qual è la specialità di questo posto? Cerchiamo di dare risalto a quella che è un po' la cucina locale, quindi coniugata però con diciamo delle rivisitazioni e con dei piatti nuovi che vengono dall'esperienza di uno dei nostri due cuochi, che è spagnolo, e di conseguenza abbiamo portato anche dei piatti che non hanno proprio origine qui dell'Ario, ma che vengono dalla Spagna, ma che comunque ben si coniugano poi con, diciamo, le nostre tradizioni. I piatti classici di polenta con i brasati, con il ganascino, il maialino da latte, il risotto con il pesce persico e i vari pesci che ci regala il nostro lago sono sicuramente dei piatti che si trovano normalmente nel nostro menù. Due giovanissimi chef, Federico Palladino e Luca Sebastiano. Abbiamo ad esempio questo piatto che presenta cosa? Rappresenta una terrina rivisitata di pati di fegatini di coniglio, e abbiamo voluto dare naturalezza usando del cavolo cappuccio viola, un cavolo cappuccio classico, delle fragole che danno un po' di acidità e puliscono il palato, dei lamponi, delle carote crudité e dei semi di papavero. Allora, passiamo invece al secondo piatto. Abbiamo una polenta con maialino. È un piatto tradizionale di Barcellona questo, e lo abbiamo fusionato un po' con la polenta tipica di qua di Brunate. È un ragù di verdura e patata croccante. Il ganache brasato. Lo facciamo 2 ore andare con tutte le verdure e il vino. Una splendida paella che troviamo in un piatto che ci sorride. La ricetta della mia mamma, che è valenziana, per lo tanto se mi dà bastante bene fare la paella, e base di coniglio, pollo e gamberi. E non c'è due senza tre, arriva il terzo titolare, Mario, che deve dare il tocco enologico a tutti questi piatti. Con il brasato penso a dei vini molto forti, corposi, queste cose qui. Con il maialino invece magari un vino che viene dal Piemonte, che potrebbe essere un ottimo vino d'accompagnamento. Per i nostri affettati queste cose qui vanno bene, anche i nostri bianchi qui che abbiamo, bianchi anche in Valtellina. Per anche il patè, queste cose qui, visto che ci sono questi piatti qui, anche qui un buon bianco ben fruttato può accompagnarsi molto bene. E noi lo andremo a provare insieme a questa ottima specialità di questo Falchetto, ottime specialità da degustare per voi.